Cittadine e cittadini, con la liberazione del Kuwait e la dichiarata accettazione incondizionata da parte del governo dell'Iraq di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle ore 3 della mattina di oggi, 28 febbraio 1991, è stato dato alle unità terrestri, aeree e navali delle forze multinazionali della coalizione l'ordine del cessate il fuoco, che ha avuto applicazione dalle successive ore 6. Sono state così interrotte, in applicazione della lettera e dello spirito delle decisioni delle Nazioni Unite, le operazioni di polizia internazionale intraprese per mandato del Consiglio di sicurezza da un gruppo di paesi presenti nella penisola arabica, che hanno adottato insieme le misure militari operative opportune e necessarie per ristabilire l'ordine internazionale violato e per restaurare, con la liberazione del Kuwait e con il ritorno in patria del legittimo governo, il primato del diritto sulla prepotenza e sulla sopraffazione. Quella che, con la necessità del ricorso all'uso, ancorché giusto e legittimo, sempre doloroso, della forza secondo il diritto internazionale, era stata pur sempre una sconfitta della ragione, perché i turbamenti della convivenza pacifica delle genti sono sempre l'effetto doloroso e grave di una sconfitta dell'umana ragione. Ebbene, quella sconfitta per le vie misteriose della sofferenza e del sacrificio, delle lacrime, dei lutti e del dolore di migliaia di uomini e donne, vecchi e bambini, civili e militari, per la nascosta provvidenza onnipotente di Dio, che sa trarre il bene anche dal male, si avvia a trasformarsi nella vittoria della ragione del diritto sulla cieca violenza, dell'ordine internazionale sulla prevaricazione e la prepotenza, della libertà e della indipendenza di stati brutalmente violate da un governo crudele e tirannico. In queste ore è fervidissimo auspicio dei popoli e dei governi, di tutti noi, che anche in Iraq la pace e la ragione prevalgano e che con l'adempimento da parte di quel governo di tutte le condizioni previste il cessate il fuoco temporaneo diventi definitivo e le operazioni militari ora interrotte cessino definitivamente. Anche se ciò si adempirà, non è ancora la vittoria della pace. Le dolorose vicende di questi mesi hanno infatti drammaticamente sottolineato le gravi contraddizioni, gli acuti problemi, gli incombenti pericoli alla pace e alla dignità degli uomini che incombono nel Medio Oriente. La vittoria piena della pace sarà conquistata quando in quella regione tutti i paesi e tutti i popoli, quello libanese, quello israeliano e quello palestinese per primi, saranno costituiti e garantiti nella loro indipendenza politica, autonomia culturale e sicurezza interna ed internazionale. Spetta alle Nazioni Unite patrocinare quegli utili strumenti e quei necessari accordi che stabiliscano in questa tormentata regione un ordine giusto, civile e pacifico in cui siano fatti salvi i diritti politici, civili, umani e le fedi religiose di ogni uomo. L'autorità e l'autorevolezza delle Nazioni Unite escono rafforzate da questa dolorosissima prova e sono speranza certa che la pace trionferà in quella regione. Tutto questo si deve alla saggezza e alla prudenza delle nazioni che costituiscono il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla collaborazione tra i paesi che ne sono membri permanenti,
al concorso delle potenze che hanno operato per le applicazioni delle risoluzioni dell'ONU e massimamente a quei paesi, primo fra tutti gli Stati Uniti ed insieme ad essi il Regno Unito e la Francia ed i paesi arabi che nelle forze multinazionali della coalizione hanno combattuto, non per l'egemonia di questo o quest'altro Stato, di questa o di quest'altra nazione, ma per riaffermare le ragioni del diritto su quelle della prepotenza. Tra questi paesi vi è l'Italia. Tra gli uomini che si sono battuti vi sono giovani cittadini del nostro Paese che hanno operato nelle unità navali e aeree delle forze armate della Repubblica. L'Italia si è comportata con prudenza, con dignità e con determinazione. Noi siamo una nazione da sempre amante della pace, ma quando le ragioni della libertà, dell'indipendenza, del diritto, della liberazione del nostro e degli altri popoli lo hanno richiesto, abbiamo sempre saputo combattere, preservando anche nelle lotte le ragioni profonde dell'umanità proprie del nostro popolo. Lo abbiamo fatto con sostanziale rispetto tra idee e posizioni diverse sui temi drammatici della pace e della guerra, posizioni diverse, sofferte, difese con lealtà. Lo abbiamo fatto con la piena osservanza della Costituzione e delle leggi e con decisioni coraggiose e legittime del Governo, da me avallate quale Presidente della Repubblica ed approvate dal Parlamento nazionale, sede della espressione della sovranità popolare. Il giusto riconoscimento ed il dovuto ringraziamento va alle unità delle forze armate e alle forze di polizia primieramente, che con l'ordine e la sicurezza pubblica hanno operato per proteggere dalla minaccia del terrorismo la vita ed i beni dei cittadini e delle istituzioni estere presenti nel nostro Paese. L'Italia saprà impegnarsi con la stessa prudenza, con la stessa fermezza, con lo stesso coraggio per il pieno ristabilimento della pace e per l'instaurazione nel Medio Oriente di un ordine regionale giusto, pacifico e garantito. È doveroso a questo proposito esprimere profonda e commossa ammirazione al popolo e al governo israeliani per il comportamento coraggioso e prudente da essi tenuto sotto i proditori attacchi ordinati dal governo dell'Iraq. A chi è caduto dall'una e dall'altra parte perché tutto questo avvenisse, dedichiamo il nostro ricordo e la nostra preghiera. Ai cittadini militari del 20° gruppo navale e dell'unità autonoma dell'aeronautica militare che hanno operato nell'ambito delle forze multinazionali della coalizione nel Medio Oriente, vada il commosso saluto, la profonda ammirazione e la sincera riconoscenza della nazione. Essi hanno ben meritato della Repubblica. Dio protegga l'Italia.